Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Ben trovati ad un nuovo appuntamento a Veneto 1 con voi, ben trovato da Mattia Zanardo a chi ci ascolta sui 97 e 500 di Radio Veneto 1 e a chi ci guarda sui nostri canali video. Autoprodursi l'energia da consumare è una modalità, il futuro, la nuova frontiera per le imprese ma anche per i cittadini, e poi mobilità elettrica, anzi mobilità sostenibile, un concetto più ampio con l'obiettivo di ridurre sempre più le auto private tradizionali, economia green in generale, insomma davvero diversi aspetti che, lo ripetiamo, possono essere il futuro per la nostra economia, per la nostra società. E qual è la situazione in materia anche dal punto di vista normativo nel nostro paese? Ne parliamo con Gianni Girotto, senatore del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato, nostro ospite. Ben trovato, senatore. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Senatore Girotto, trevigiano, che da tempo nella sua attività istituzionale e non solo si occupa proprio di questi temi. Partiamo proprio da questo autoproduzione e poi autoconsumo e accumulo di energia, senatore. Ecco, innanzitutto cosa significa, cosa vuol dire? Certo, lo diciamo, non vuol dire moltiplicare le centrali elettriche, ogni casa è una centrale. Qui parliamo innanzitutto di fonti rinnovabili. Ecco, cosa significa? Beh, intanto partiamo dall'effetto finale, che è quello che interessa a tutti. Significa creare posti di lavoro. Noi siamo di fronte a delle rivoluzioni produttive che sono in atto, quella energetica e quella della mobilità, e queste avranno di conseguenza che alcuni lavori effettivamente cesseranno, pensiamo a chi lavora nella filiera del fossile, o comunque diminuiranno, ma ne sorgeranno molti altri, e tutti gli studi delle università, dei centri di ricerca, tutte le proiezioni anche europee dicono che il saldo è assolutamente positivo, quindi ci sarà una grande creazione di posti di lavoro, con la differenza che saranno posti di lavoro puliti, mentre chi adesso lavora tipicamente nel fossile produce moltissimo inquinamento, chi invece lavorerà nelle energie rinnovabili, l'inquinamento che produce non è zero, per carità, sfattiamo questo mito, non è zero, anche per produrre energia rinnovabile un pochino si inquina, ma molto meno rispetto alle fonti fossili. Quindi questa è la prima grande considerazione: si creano posti di lavoro e si migliora la qualità dell'ambiente e quindi della salute di tutti. Ora, partendo dal primo argomento, autoconsumo. Quando noi creiamo energia e la immettiamo nella rete pubblica c'è una perdita fisiologica del 6%. Ora voi capite che su enormi quantità di energia e quindi anche di denaro che rappresenta questa energia, il 6% di perdita non è poco. Quindi se io riesco a produrmi l'energia sopra il tetto e a consumarla immediatamente nell'edificio, immediatamente ho un aumento dell'efficienza del 6%, non è assolutamente poco. In più, autoproducendosi energia, per legge mi è consentito non pagare una parte della bolletta. Se voi aprite la bolletta vedrete tutta una serie di voci, tra le quali ci sono anche i costi di trasmissione, di distribuzione, quindi si paga il fatto di tenere in piedi la rete pubblica, giustamente, che andrà assolutamente mantenuto. Anche con l'aumento dell'autoconsumo bisognerà tenere in piedi la rete pubblica, e questo assolutamente lo vogliamo fare. Però chi adesso si autoproduce l'energia, una parte di queste tasse può legittimamente non pagarle, quindi insomma non le paga, e quindi ha un vantaggio economico. Ecco che quindi da anni, soprattutto le aziende che hanno ovviamente consumi molto più importanti rispetto ai privati, già si autoproducono energia e se l'autoconsumano. Però cosa è successo 4 anni fa, quindi col precedente governo? Che improvvisamente è stato vietato l'utilizzo di una serie di reti private che quindi consentivano questo autoconsumo. Ora noi stiamo lavorando per togliere questo divieto, che vede l'Italia unica in Europa, cioè negli altri paesi queste reti private possono esistere,
In Italia no, e lo stiamo togliendo. Questo avrà subito un'importantissima conseguenza anche per 1.200.000 condomini, perché in Italia... Appunto, senatore, lo diciamo, questa modalità, oltre che alle aziende, poi è applicabile anche al privato cittadino? Esattamente, infatti facevo proprio l'esempio, abbiamo in Italia 20 milioni di persone che vivono su 1.200.000 condomini. In questo momento, una cosa paradossale, se si mettono l'impianto tipicamente fotovoltaico sul tetto, non possono usufruire dell'energia tutti gli appartamenti, non possono farlo. Si può in questo momento per legge solo accendere le luci del vano scale comuni, far andare l'ascensore, che appunto è un impianto comune, e far andare solo la parte comune. Questo per una legge assurda che ci ritroviamo appunto dalla precedente legislazione. Ora, quello che noi vogliamo fare è semplicemente quello che le direttive europee già dicono, quindi noi non ci stiamo inventando niente, non siamo i soliti 5 Stelle che vogliono la luna, che vogliono le esagerazioni, che vogliono le cose super tecnologiche. No, sono cose che si possono tranquillamente fare, che nel resto d'Europa si fanno, che l'Unione Europea vuole e sono stabilite dalle direttive europee, quindi non ci stiamo inventando nulla, stiamo correggendo degli errori delle legislature precedenti. Nei prossimi mesi io spero di portare a termine proprio nella mia commissione un affare assegnato proprio che avrà la conseguenza di rimuovere questo divieto, e quindi sarà possibile far partire, non dico 1.200.000 cantieri, perché insomma il 100% questo sì sarebbe un po' utopistico, però anche se solo il 10% dei condomini decidesse, perché gli conviene, perché utilizzare l'energia prodotta dal tetto costa di meno, e quindi anche se solo il 10% dei condomini approfittasse di questa opportunità, sarebbero 120.000 cantieri per quanto riguarda l'energia, e questo ha un'ulteriore conseguenza di risparmio in bolletta, perché quanta più energia si produce dalle rinnovabili e si autoconsuma, tanto meno si stressa la rete. E stressare la rete, attenzione, che è un qualcosa che paghiamo tutti, perché quando la rete va sotto stress, quelli che sono gli oneri di dispacciamento, e il dispacciamento è proprio il fatto di mantenere in equilibrio istante per istante la rete, perché così si deve fare, non ci sono alternative, ecco, questo ha un costo che poi alla fine viene spalmato sulle bollette di tutti. Allora, se noi ci autoproduciamo l'energia, mettiamo meno sotto stress la rete, e quindi questo onere diminuisce, e quindi questa spalmatura sarà più leggera per tutti. Senza contare poi anche i vantaggi ambientali, naturalmente, di prodursi questa energia verde, diciamo così, no? Sì, non lo dico io, lo dice il Fondo Monetario Internazionale, lo dice l'Agenzia Internazionale per l'Energia, lo dice la Banca Mondiale. Lo dicono da anni, la tassazione delle fonti fossili va aumentata grandemente. Non dicono neanche va aumentata, dicono va aumentata grandemente, perché le fonti fossili non pagano l'inquinamento che producono. Io ricordo sempre la cifra incredibile, ma non è una cifra 5 stelle, è una cifra sempre del Fondo Monetario Internazionale: 5.000 miliardi all'anno sono i danni che provocano le fonti fossili come inquinamento, quindi una cifra spaventosa. Ora ribadisco, non è che le fonti rinnovabili sono a zero inquinamento, adesso per carità non nascondiamoci dietro la foglia di fico, per produrre i pannelli si spende energia, si estraggono comunque minerali, per produrre le pale eoliche ugualmente, quindi insomma c'è sempre del lavoro e quindi dell'inquinamento, però chiaramente molto minore. Soprattutto una volta fatto l'impianto, questo ha un funzionamento continuo senza avere bisogno di combustibile, quindi questo gli permette di essere decisamente meno impattante. C'è tutta una filiera, tra l'altro, che ci lavora, lo ricordava il senatore Girotto in apertura, quindi anche con la creazione di occupazione, di posti di lavoro. Lei è stato anche a visitare in questi giorni alcune aziende che operano in questo settore, aziende del territorio. Sì, io ho iniziato a visitarle un anno fa, adesso continuerò e anzi moltiplicherò queste visite. Abbiamo una filiera per quanto riguarda la produzione di energia, lo stoccaggio dell'energia, la gestione, la trasformazione. L'energia non è tutta uguale, anche l'energia ha una sua qualità. Per i tecnici, per quelli più tecnici, la frequenza, la distorsione dell'onda, proprio la tensione che deve essere assolutamente stabile, ecco, quindi anche
gestire l'energia ci vogliono apparecchiature inerenti, e noi in Italia non siamo secondi a nessuno, anzi siamo assolutamente tra i migliori al mondo. Ora abbiamo una filiera che si occupa della gestione dell'energia, dello stoccaggio. Io le sto visitando e le sto aiutando proprio legislativamente con queste operazioni legislative che vanno ad anticipare il recepimento della nuova direttiva sulle fonti rinnovabili europea. Direttiva che dice che ciascuno di noi ha il diritto di autoprodursi, autoconsumare, immagazzinare e vendere l'energia come a chiunque vuole, senza avere oneri aggiuntivi. Ora noi ricordiamo che siamo stati i primi in Europa a legalizzare, a dare valore giuridico alla blockchain. La blockchain ormai penso che più o meno quasi tutti l'avrete sentita nominare, quantomeno legata ai bitcoin, alle valute digitali, però ha molte altre applicazioni. È famosa soprattutto per quello, ma in realtà la sua applicazione è universale perché permette di tracciare con certezza assoluta quelle che sono le transazioni, i passaggi di proprietà. E questo per esempio si può fare anche per l'elettricità. Ora per esempio New York è stata la prima che ha inaugurato una piattaforma in cui dei privati si scambiano l'energia dei propri pannelli fotovoltaici in maniera totalmente digitale, tramite appunto blockchain che registra queste transazioni e quindi poi anche i conseguenti versamenti di denaro. Allora noi abbiamo recepito proprio con la legge di bilancio, abbiamo dato valore giuridico alla blockchain, abbiamo istituito una task force proprio per l'utilizzo della blockchain, e la nuova direttiva rinnovabili mira tra le altre cose a dare grande importanza a quello che è all'autoconsumo e alle comunità energetiche locali, che fra l'altro proprio qui anche da voi in radio abbiamo già parlato lungamente. Ci sono già diverse comunità energetiche anche in Italia, quindi io approfitto per invitare nuovamente tutti i cittadini che hanno a cuore sia il proprio portafogli che l'ambiente a informarsi, perché ci sono opportunità validissime di consumare elettricità 100% rinnovabile, volendo anche di diventare socio di queste cooperative che hanno anche la versione no profit e hanno il voto capitario, e quindi col voto capitario ciascun socio, indipendentemente da quanto grande possa essere, ha un voto esattamente come tutti gli altri. Senatore, un argomento collegato è quello della mobilità elettrica, anzi, come dicevamo, della mobilità sostenibile. Anche qui ci sono diverse novità. Quali sono le principali? C'è un grandissimo fermento, e anche in questo caso l'Italia si contraddistingue per la fantasia e poi per la praticità industriale, quindi fantasia nell'ideare delle soluzioni e poi metterle in pratica a livello industriale. Penso per esempio alla ricarica a domicilio. In questo momento noi dobbiamo installare molte colonnine di ricarica. Un'azienda si è già inventata la ricarica a domicilio, quindi se tu sei in un posto e ti sei scaricato la batteria dell'auto elettrica, vengono loro con un furgoncino che ha un enorme pacco batteria dietro e ti ricaricano l'auto. Abbiamo in Italia un fiorire di tantissime aziende che si occupano di mobilità elettrica, mobilità sostenibile. Abbiamo già 3 aziende che hanno a catalogo piccoli veicoli elettrici assolutamente funzionali, anche esteticamente carini, ma soprattutto funzionali. Tra l'altro sono aziende appunto che lavorano con prodotti per la stragrande maggioranza italiani, e abbiamo anche una versione del famoso motocarro Ape. Tutti quanti ci ricordiamo l'Ape a tre ruote. Adesso abbiamo il suo bisnipote, abbiamo il suo pronipote 100% elettrico, 4 ruote e totalmente elettrico, quindi per il trasporto merci soprattutto urbano io lo vedo con grandissimo favore, perché ci libererebbe da una grossa fetta di smog urbano, perché naturalmente una grossa parte del traffico è anche quella per il trasporto merci. Abbiamo tantissime aziende che stanno lavorando in questo settore, perché ricordiamolo, non c'è solo la grande azienda che non posso neanche più chiamare nazionale, FCA, ma abbiamo una miriade di aziende terziste e anche produttrici in proprio che stanno lavorando. Io sono in contatto, in dialogo costante, che non è un dialogo mediatico, non è un dialogo che dà risultati immediatamente, ma è uno sforzo continuo di interlocuzione con questi soggetti
che sto portando avanti da 2 anni a questa parte per recepire le loro istanze, perché se la politica non sta al passo della tecnologia corre il rischio di fare grossi sbagli. E a proposito di stare al passo delle nuove tecnologie, un'ultima cosa, abbiamo parlato appunto di questa vivacità sulla mobilità elettrica. Quando si parla di mobilità sostenibile si pensa subito all'auto elettrica, però senatore, ci sono tante forme anche curiose a cui magari non si pensa, ad esempio i monopattini. Sì, allora sui monopattini certamente abbiamo messo sempre nella legge di bilancio il fatto di consentire la sperimentazione. Perché? Perché il monopattino in questo momento il codice della strada non lo prevede come ammissibile alla circolazione, quindi stiamo scrivendo un nuovo codice della strada, ma ci vorranno qualche mesi, perché non è una cosa semplicissima. Nel frattempo, per dare immediatamente la possibilità a questo mezzo che è di una praticità incredibile, io stesso l'ho usato spesso, continuerei a usarlo se non fosse per il fatto che voglio fare un po' di ginnastica, quindi giro in bicicletta, ma è imbattibile per le trasferte urbane, è imbattibile, velocissimo, comodissimo, praticissimo. Allora abbiamo consentito la sperimentazione, quindi ogni comune che voglia consentire l'utilizzo di questo micro veicolo elettrico lo può fare. Arriveranno anche le società che consentono il noleggio del monopattino. Ma per esempio abbiamo anche tante altre soluzioni, perché quando parliamo di mobilità sostenibile parliamo soprattutto di trasporto pubblico. Dobbiamo raddoppiare il trasporto pubblico, dobbiamo dimezzare il numero di auto private che circolano e che ingorgano i semafori e che inquinano moltissimo. Allora, per esempio, Padova si è inventata una bellissima sperimentazione con un autobus a chiamata notturno. Di notte si sa, gli autobus sono pochi e corri il rischio anche di farli girare con pochissima gente a bordo, perché così è. Invece adesso, grazie alle tecnologie digitali, tu prenoterai l'autobus perché sai che esci dalla discoteca all'1 di notte, lo prenoti che deve passare in via Mazzini numero 4 all'1 di notte, e l'autobus determinerà il proprio percorso in base alle richieste, alle chiamate, quindi ottimizzerà gli orari di uscita e il percorso proprio in base alle chiamate, quindi un servizio proprio personalizzato sull'utente, massimizzando l'efficienza. Poi un'altra società, per esempio, fra l'altro sempre della zona padovana, ha messo a punto un prototipo, fra l'altro è stata visitata proprio dal nostro vice ministro Di Maio. È un autobus modulare, quindi significa come i vari pezzi del Lego con cui siamo abituati a giocare da bambini, questi moduli si possono unire allungando l'autobus, quindi anche in questo caso gestione digitale tramite smartphone, tramite app. Se io so che in quella corsa avrò bisogno di portare 16 persone, allora magari metto assieme, che ne so, 2-3 moduli per arrivare a quella capienza. Se invece le persone sono minori, metto insieme meno moduli, se sono di più faccio più moduli. Quindi abbiamo una vivacità assolutamente fantastica, anche se ricordo che il miglior mezzo a costo zero per diminuire gli ingorghi e risparmiare banalmente soldi è quello di viaggiare in più persone. Un'auto porta 4-5 persone. Se noi guardiamo il traffico di tutti i giorni, vediamo, soprattutto sul pendolarismo, perché è lì che si può incidere, vediamo che quasi sempre l'auto gira con 1 o al massimo 2 occupanti. Quindi in inglese si chiama car sharing o carpooling. In italiano molto più banalmente condividere l'automobile. Ricordiamolo che è assolutamente la prima cosa, per cui io sto anche suggerendo al governo di dare degli incentivi a quei guidatori, a quei proprietari di automobili che viaggiano con dei passeggeri a bordo. Dare degli incentivi alle aziende che trovano delle modalità di pendolarismo più sostenibili. Per esempio in Francia si viene pagato un tot di centesimi al chilometro se si va al lavoro in bicicletta. Questa potrebbe essere un'altra soluzione. Un'altra soluzione è, oltre al bonus per l'acquisto di auto elettriche, che penso ormai sia abbastanza famoso, diamo fino a 6.000 euro per l'acquisto di un'auto elettrica, dare un bonus semplicemente per l'acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici. Quindi io, diciamo così, voglio andare al lavoro con un mezzo pubblico,
chiedo il bonus che mi verrà dato a fronte di una rottamazione dell'auto e avrò, che ne so, 1.000 euro di sconto per un abbonamento pubblico. Insomma, davvero un settore molto vivace, con tante novità e per fortuna anche con tanto Made in Italy. Capitolo che torneremo ad aprire sicuramente. Intanto io ringrazio per questa panoramica necessariamente rapida il senatore del Movimento 5 Stelle Gianni Girotto. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Grazie naturalmente anche da parte mia per averci seguito. Io vi rinnovo l'invito ai prossimi appuntamenti di Veneto 1 con voi. Grazie ancora e a risentirci e arrivederci, a presto. Veneto 1 con voi. Focus Attualità.